una giornata importante, l'abbiamo voluta qui a Treviso dopo aver fatto altre province negli scorsi anni, si replica ogni anno, ma non è una giornata di cerimonia, ma è un confronto vero e proprio con tutte le realtà che si occupano di lavoro e di persone con disabilità, e quindi per non solo parlare dei dati ma anche di tutte le iniziative che Regione Veneto, l'assessorato al lavoro in particolar modo e Veneto Lavoro svolgono su questo tema. Diventa fondamentale lavorare di squadra. Ringrazio il vicepresidente Pavanetto nel coinvolgimento proprio rispetto a quella che è l'opportunità della sperimentazione che il Veneto sta facendo nel progetto di vita legato alle persone con disabilità, sempre più un progetto personalizzato sulla persona e che poi diventerà legge dal 1° gennaio. Un'opportunità davvero perché la persona con disabilità possa costruire assieme al percorso della sua famiglia, ma anche attraverso l'importanza del caregiver familiare ad individuare quali sono le scelte più importanti anche legate alla propria persona. Con l'evento Abili al Lavoro, Veneto Lavoro insieme alla Regione Veneto fanno il punto della situazione sul tema del funzionamento della cosiddetta legge 68 che riguarda l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. È il punto della situazione annuale da cui emerge una crescita dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, sia nelle imprese che hanno gli obblighi, sia attraverso anche i canali alternativi, per esempio attraverso l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di tipo B.